popolo di Miss Topolini, io sono Mister Rocco. Ciao. Ciao, e lei è l'aspirante Miss Topolini numero? 82. 82, nome e cognome? Beatrice Bellavitis. Beatrice. Allora, Beatrice è ragazza di quanti anni? Quasi 24. Quasi 24 anni. Un'età interessante, cosa fai nella vita? Innanzitutto di dove sei? Sono di Udine e studio a Padova psicologia dello sviluppo. Oh, che bello. Sì. Ho capito, va bene. Quindi una studentessa. Sì, esatto, il primo anno di magistrale. Ho capito, com'è lo studio? Difficile? Ma adesso la magistrale è più impegnativa, però sto andando abbastanza bene. Ho capito, va bene. Allora, una ragazza molto in forma, molto alta. Grazie. Complimenti. Allora, che passioni hai nella vita al di fuori dello studio, che sicuramente è molto impegnativo? Hai qualche passione? Ti dedichi a qualche sport? Sì, io nuoto. Ho fatto nuoto agonistico per un po' di anni. Adesso nuoto così, giusto per passarmi il tempo, per divertirmi. Fai giusto qualche chilometro così per divertimento? Un po' meno. Bello, nel senso, però è faticoso il nuoto, eh? Sì, ma mi piace un sacco. Cioè, è bellissima l'acqua per me, quindi... Rilassante, aiuta, come dire, a scaricare tutti i nervi. Sì, esatto. Poi sei da solo, non senti rumori, è veramente bello. Devo confessarti una cosa, Beatrice, che anch'io ho tentato di fare nuoto, ma Niente. troppo faticoso. Ti insegno io se vuoi. Magari, perché ma è proprio una questione mentale. Ah, Io vado in crisi subito, appena sento la fatica vado in crisi. allora no. Sono vecchio. Nella vita è già un sogno. Beh, fare la psicologa ovviamente. Poi qui è un'opportunità, non si sa mai. Il mestiere di modello è un mestiere molto difficile, Ah, molto divertente. beh, quello sì. Lo diciamo perché molti pensano che fare la modella sia una cosa facile, sfilare che sia così facile. Invece dobbiamo dire che non è così. I tacchi fanno male. Fanno male, poi ci vuole anche un certo mestiere sulla passerella, quindi sarebbe una bella carriera. È vero, sì, sì, sì. Con chi sei venuta accompagnata questo pomeriggio? Con chi? Col moroso. Un ragazzo visto molto elegante. Sì, sì. Dov'è? Lì? È uscito. Ho capito. Vabbè, da Udine mi fa molto piacere, quindi ben arrivato a Miss Topolini. Grazie. Tutto a posto? Ti stai divertendo fino a questo momento? Sì, molto. Sì, 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 sì. Bene. Mi raccomando, ci vediamo ai party. Va benissimo. Ecco. Ok, salutaci Udine. Ciao Udine. Adesso puoi dire e salutare veramente chi vuoi. Vai. Beh, allora saluto il moroso adesso. Ciao. E poi? E poi, boh, amici, ma in realtà non sa nessuno che sono venuta qua. È una cosa un po' molto... per cui... Allora, salutiamo il pubblico di Miss Topolini che ti vede per la prima volta. Benissimo. Ciao pubblico. In bocca al lupo. Crepi. Divertiti. Grazie.